Gentile pubblico, questo è l'Andrea Di Pre per il sociale, sono Andrea Di Pre, sono in Veneto, un ospite d'eccezione, uno dei miti del Veneto, si è imposto in brevissimo tempo, con me c'è Iron Rizzo. Iron, è un grande piacere accoglierti qui. Tu vivi in Veneto, è giusto? un onore conoscerti. Grande Iron Rizzo, allora subito per far capire al pubblico la tua potenza vorrei che ti cimentassi nel riesumare il mito di Michael Jackson con la break dance. Ecco, tanto si prepararsi giustamente, tutto in presa diretta, è tutto live qui. Ecco, sì, sì. Perché No, capite, il Di Pre per il sociale nasce con la libertà, vediamo. Ecco, avvicinati, perfetto. Va bene qua? Sì, sì, anche qui, sì. Ma è straordinario, è impressionante. Allora attenzione. Tanto grazie al pubblico che ci sta seguendo. Iron, alzati pure. La regia ha ripreso, giusto, la performance. Complimenti perché era anche inaspettata. E poi volevo chiederti, Iron Rizzo, quindi dicevi la breakdance, qual è anche uno dei tuoi best seller musicali? Mega festone. Mega festone, sentiamolo. Voglia di far festa con mio fratello Monti, io faccio palestra, ho messo l'orecchino così sono più figo. Quando vado in disco mi scambiano per Cristo. Vedete anche l'immaginazione della cosa. Poi Iron Rizzo, so che tu, c'è un aspetto che, allora avvicinati solo un attimo ancora, perché Di Pre per il sociale è un programma che deve scovare la verità, sempre, trovare la verità, anche quando la verità può essere antipatica, perché io so che tu segui molto il calcio, so che tu eri tifosissimo della Juventus, giusto? Sì. Poi cosa è successo però? Che ti sei messo con una ragazza... Ma si fa tutto in amore. Si può anche cambiare squadra. No, pensate, perché Iron Rizzo, per amore della sua compagna, della sua ragazza, che è milanista, adesso è milanista. Ufficialmente. Pensate, capite? Quindi non è più juventino, ma è milanista. E quindi, Iron, complimenti perché il tuo modo di fare, il tuo modo di proporre musica Grazie, ti rende unico grazie. e infatti lo dimostri anche adesso che sei realmente unico. È un onore essere qua con lei. No, per me è un grande onore essere qui con il Gotha del rap veneto, il Gotha del rap veneto, una regione, una nazione che ha i suoi protagonisti assoluti, perché dovete pensare che il Veneto è proprio una terra, è una nazione, così come accade in altre regioni, dove c'è tutto il giro, ecco. Cosa ne pensi di Monti? E cosa ne pensi di Monti? Il Monti non mi raggiungerà mai. Ma perché Monti è gay? Così mi chiedono il pubblico, non c'è niente di male, non c'è niente di male se è gay. Beh, può anche essere. Allora attenzione, ripeto, lo dico perché adesso ci censura. Io non ho detto che c'è male essere gay, ho chiesto solo se è gay, quindi può essere. Può essere. Allora, ci puoi raccontare, ti chiedono che cosa è successo con Cantiron? Perché era di curva nerazzurra, allora odiare squadra. Ci odiavamo squadre, insomma, diciamo. Con Juve, Inter e dopo Spocca macchina. Tu vai anche in curva allo stadio, vai in curva? no, sinceramente non sono mai stato a uno stadio e ci vorrei andare. Adesso sì, devi andare a vedere qualche partita giusta. Comunque complimenti, ti piace anche ogni tanto, quali sono i tuoi eccessi, Iron Rizzo? Che eccessi hai? Cos'è che ti piace sballare con cosa? Bere, ubriacarmi
Cosa bevi in particolare? Vodka? Cosa bevi? La vodka ti piace? Birra, Coca-Cola Eh, e anche spritz all'Aperol, analcolico. vedete lo simbolo, la grandezza. Siamo giunti al tema di questo nostro, ma c'è ancora una domanda. Cosa? Ah, questa chiedono, mi dicono se secondo te la marijuana e la bamba, così come, sono la stessa cosa. C'è una domanda da fare. Il pubblico puoi anche non rispondere se vuoi, Io non rispondo. però sai che sono un po' diverse, giusto? Sì, me l'hanno spiegato loro. Perché mi dici di no adesso? Allora, Iron Rizzo, complimenti ancora, però come sempre vorrei che tu ci regalassi l'ultima emozione musicale, poi il saluto finale e non ti chiedo l'appello alle ragazze venete perché sei già impegnato e non voglio che poi la tua ragazza dica ma di preco non ti fa dire. Questo perché, Giusto? perché no, le ho detto non venire nel video perché non è il caso. Perché non siete una coppia aperta, Non immagino, è il giusto? caso che venga nel video una ragazza, propria ragazza. E questo è giusto. Certo. E questo è giusto. Allora, l'ultimo best seller tuo, proponicelo. Ma anche... No, qui siamo a livelli veramente sibaritici assoluti, complimenti. Vedete come questi tu sei un fantasista, tu sei un fantasista. Gangnam Style. Tu sei per il Gangnam Style. Ah sì! Sì, ma più Avvicinati però Iron qui, vieni a farlo qui per piacere la parte finale che ci salutiamo. Di nuovo Iron Rizzo, sentiamo l'emozione del Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Sexy lady. Oppan Gangnam Style. Straordinario, straordinario. Allora, Eddie Pre per il sociale, c'è anche un appello però perché so, Iron, che è un momento particolare di difficoltà per te questo e stai cercando lavoro. Quindi sentiamo perché sei insoddisfatto del tuo ex lavoro e che cosa vuoi dire per il lavoro, sentiamo. Che prendo pochi soldi, sono un cerco di lavoro più grande, insomma. Prendi pochi soldi attualmente? 150 euro al mese che non mi bastano neanche per un mese. Adesso li ho finiti e devo aspettare fino alla fine di ottobre, siamo ancora agli inizi di ottobre. Capite? Quindi cerchi un altro lavoro, di per il sociale vuole aiutarti, quindi se volete dare un lavoro... Ma non è un lavoro, un lavoretto quello là, no. Ma Una 150 merda. euro li spendi per la puttane. Questo è importante, quello che... Ecco, 150 euro cosa devo già fare dalla puttana? sì, con 150 euro dove li spendi? Come li spendi 150 euro? Posso anche buttare via. Magari nel vai senso- con qualche... Magari vai a divertirti con qualche... Sì, ma non mi bastano. Allora vedrai che gli amici ti chiameranno per E darti- posso anche buttare nel cesso, se si può dire. certo, ma vedrai che gli amici di Pre per il sociale puoi anche spostarti, sei automunito? Puoi spostarti comunque, puoi lavorare anche a Lecce per dire. Sì, sì, sono anche disposto a lavorare di notte pur da avere soldi per vivere. Quindi non a far rapine, mi raccomando, ma... ecco, la frase, sì, giustamente, anche qui mi dicono la tua frase... ecco, mi fai un florilegio delle tue frasi più famose? Beh, amore, te stimo.
Dai che andiamo, ti vuol bamba. Ah, ecco, sì. Allora, complimenti a Iron Rizzo. Ah, complimenti. tatuaggio. Ah, hai tatuaggio anche. Ma vado a spogliarmi. Però, bravo. Vado a cavarmi, spogliarmi. No? Allora, Iron Rizzo vi mostra il tatuaggio che ha. Spogliarello. È una persona che non ha... Che... Si può spogliare o no? Certo, ma qui puoi fare quello che vuoi, devi fare quello che vuoi qui ad Imprepari Sociale. Ah, guarda che tatuaggio impegnativo che ha, guardate. Cosa rappresenta questo tatuaggio, Iron? È un ragno trafitto da una spada, un pugnale. Cosa vuol dire nella tua gnosiologia? Cosa vuol dire nella tua... Così mi piaceva, era uno dei tatuaggi. Ero come si dice? Tra una donna e questo. I miei non hanno voluto la donna e allora mi sono fatto questo perché ero indeciso, insomma, tra questo. volevi fare la donna e hai messo il ragno. Quindi la donna ragno, il messaggio per la tua ragazza finale, dille quello che vuoi. Un bacio. Solo che a me posso spogliarmi, oh. Che mi rubi anche il lavoro. Sì, intanto trovite un'amorosa. Ora che mi Oh, e ferro che si fa messorea. Ha da dire anche a quella roba. Clamoroso, Pigli il Divo è intervenuto perché Mi ruba anche il lavoro, non si può. Sì, Cioè, sì. Chi è che mi copia le canzoni? mi no. No, ti mi copi tutti. Ti la copia anche quella dell'Infao, ti la copia. Ti copi tutto, copion. Pensi te che sei copiato. Va a casa, vai in Vai in letto, letto, ti. mongo. È un po' come Brunelleschi e Donatello, vedete, sono due grandi artisti veneti, cioè loro sono toscani veneti e quindi c'è anche ovviamente della ruggine fra loro, ma è normale, dopo ecco, fa parte della rivalità, è normale. Ecco. Chi è il vero re del rap veneto? Ovviamente io. No, io chi vuoi essere Ma cosa te? vuoi essere? Torna a casa, Ma cosa vuoi essere? torna a casa. Ti fa schifo, dice anche mia sorella, ti fa schifo. Ti fa Schifo! Va a casa! Ti fa schifo. Perdente! Punto. Perdente! Comunque questo mi piace la TV Verité perché ha colto anche questo aspetto perché Figli il Divo stava ascoltando, non ce l'ha fatta, è intervenuto e quindi comunque il pubblico può dire da che parte vuole stare, però io vi posso dire che sono due grandi, sono due monarchi assoluti. Complimenti ragazzi, quindi vi salutiamo quindi sia Iron Rizzo che Figli il Divo, complimenti ancora.